Tecnicamente l'annuncio ufficiale è successivo di qualche ora, ma è indubbio che la Reyer Venezia si è fatto un regalo di Natale di quelli che contano. Proprio dopo aver battuto la Germania Brescia nell'ultimo turno di campionato, il club orgranata ha ufficializzato l'ingaggio di Mifondou Kabengele, pivot di 2,8 m e 113 kg di peso. Quel centro che dall'inizio della stagione ha obbligatoriamente cercato, dopo il rifiuto del brasiliano Bruno Caboclo, a giocare in Laguna. Il 26enne Kabengele, cercato fra l'altro anche dalla Virtus Bologna, proviene dall'AEK Atene, dopo essere stato scelto nell'estate 2019 al draft NBA dai Brooklyn Nets e aver debuttato con la canotta dei Los Angeles Clippers. 2 stagioni in J-League con gli Agua Caliente Clippers e i Rio Grande Valley Vipers, prima di firmare con i Boston Celtics lo scorso anno e poi trasferirsi in Europa. Un acquisto di peso che aggiunge grande valore alle rotazioni del tecnico Spaglia. Se tu sei con roster completo, perdi una partita, sei già imparato perché abbiamo giocato insieme per vedere dove sono problemi, però quando ti mancano tanti giocatori perdi partita, non si è imparato niente. Dunque quando siamo insieme noi possiamo giocare contro qualcuno. Grande squadra. Piccola troppo spesso in Europa, dove ancora gli equilibri non sono stati trovati, ma davvero una big in campionato. La Reyer, che ha superato di forza Brescia, si è presa con autorità la testa della classifica grazie alle prove superlative di De Nicolao, Casarin, Tessitori e del solito Tucker. Il secondo tempo difensivo per gli orgranata è stato magistrale e alla Germani non è bastato un grande della Valle. Nel primo tempo avevamo molto più il controllo della partita, potevamo scappare, le 2 volte che ci abbiamo provato siamo stati ripresi anche in maniera un po' ingenua a un certo punto, però oggi eravamo oggettivamente un passo indietro rispetto a quello che è la nostra consuetudine. Abbiamo fatto troppi errori difensivi, abbiamo concesso delle cose che solitamente non concediamo. Abbiamo vinto contro Brescia, che è una squadra grande. Questa squadra vale tanto. Giocare a difesa contro loro in questa maniera non è facile. Ancora una volta, dopo di una sconfitta, abbiamo reazionato. Si vede quanto vale se torna 1 o 2 giocatori dentro di roster. Ed è stato un turno ottimale anche per le altre trivenete. Trento ha battuto Napoli, mentre Treviso ha infilato la 4ª vittoria consecutiva dopo 9 sconfitte di fila, andando a vincere in casa del Derthona e provocando l'esonero di coach Ramondino, sostituito da una vecchia conoscenza di Venezia. Walter De Raffaele, che dopo i successi con la Reyer, torna in pista a Tortona e interrompe un riposo professionale che un tecnico del suo calibro non meritava di proseguire.